Cosa ne pensa del monito lanciato dall'UNESCO? Sono d'accordo, pienamente d'accordo, perché non ne potremo più noi altri veneziani. Anche perché Venezia è una città molto, molto, ma molto fragile. Che è vero, è vero. Non so se apporta dei benefici economici per la città, ma è un sovraccarico di persone, lo si vede anche oggi. Ci sono troppi turisti, però non di qualità soprattutto. Cioè invadono la città. Per i dati ufficiali, i residenti a Venezia nel 2022 erano scesi sotto quota 50.000, per quelli ufficiosi sarebbero appena 30.000, così dai dati della Smart Control Room della polizia locale, con le celle dei cellulari agganciati durante il lockdown. Ecco le proposte dei pochi veneziani da noi trovati per regolamentare i flussi turistici. Ero d'accordo con l'ex sindaco quello di mettere un biglietto per entrare a Venezia, perché ormai Venezia è un museo. Come limitare l'accesso, ad esempio, in città? Far sparire tutti i nostri politici, gli amministratori veneziani, cambiarli. Cosa ne pensa del fatto di mettere una porta d'accesso un po' blindata, chiusa come una ZTL in Piazzale Roma? No, quello no, non la vedo proponibile. Perché? Perché si deve cercare di diversificare l'offerta, però non si può precludere la visione di Venezia. Murano, Islands Tour, Murano, Islands Tour. Come sta andando? Ci sono tanti turisti? Al momento ce ne sono di più rispetto a prima, si spera ancora Quando è? una crescita. Prima Fino a poche settimane fa in realtà non ce n'erano così tanti, mi aspettavo di più sicuramente, adesso vedo un po' di crescita e si spera per il meglio. Intervistando invece i turisti a caso presenti nell'area attorno a Piazzale Roma, tanti quelli che si fermano per una sola notte, a partire da questa coppia di fidanzati olandesi che però soggiorna a Mestre. One day here and we are staying in Mestre, if I pronounce it good. Yes, Mestre. Yeah, and yeah, we are visiting Venezia for one day. And that's it. Yeah. Idem come sopra per questa coppia di fidanzati svizzeri. One day. Yes, we arrived yesterday and we go back today. Poi c'è questa famiglia francese, padre, madre e figlia. A Venezia per la prima volta dormono in un campeggio. C'est la première fois que je viens ici. We are in camping. On est dans un camping. camping. Et on va passer ici la journée.